Pronti? 1, 2, 3. Valido il terzo tentativo con Voldemort Null che prova a contenere Bowie e Uragano Spritz. Sbaglia però Voldemort Null. E così rimane al comando Bowie che prova a contenere Uragano Spritz, il quale insiste e passa. Squalificato Voldemort Null, che crea per il momento un po' di impaccio ad Attila Di No, che provava a risalire all'esterno. Poi Rossano. E così i primi 200 metri se ne sono andati in 15,3 con in vantaggio Uragano Spritz, in seconda posizione Bowie, in terza Attila Di No, in quarta Rossano. 29,9 per il primo quarto di gara e Uragano Spritz guida in maniera comoda dopo aver preso la testa e può permettersi di rallentare il ritmo visto che per il momento nessuno sposta all'esterno. Lo fa in questo momento Rossano, che trova però l'anticipo sulla sua strada da parte di Attila Di No. C'è stato un 16 per la piegata e Attila Di No dà la punta di velocità ad Uragano Spritz e ottiene il via libera. Dopo 800 metri di corsa, così Attila Di No è al comando senza spesa 1, 1 e un decimo per i primi 800 metri di corsa. Sulla curva di sinistra Attila Di No in vantaggio, in seconda posizione Uragano Spritz, in terza Bowie, in quarta Rossano. C'è 14,8 per la piegata, Attila Di No ha preso il comando ma non ha preso in mano. Si mantiene in vantaggio con 3 salchi di vantaggio sui rivali. E davanti alle tribune spara un altro 14,8, c'è un 29,6 e si imbocca la piegata di destra, si piega un po' in giù Attila Di No. Deve correggerlo Francesco Iacolari, intanto però il vantaggio continua ad aumentare copiosamente nei confronti dei rivali. 14,7, Attila Di No in vantaggio, si distende a metà della dritta opposta alle tribune a margine importante, non meno di 25-30 metri nei confronti di Uragano Spritz, Bowie e Rossano, sempre nelle medesime posizioni. Il miglio in 1,59,6, Attila Di No in fuga, gli altri più indietro, Uragano Spritz è sempre secondo, sempre terzo Bowie, sempre quarto Rossano. La piegata conclusiva se ne va in 15,2 e Attila Di No deve solo finire il percorso per portarsi a casa una vittoria molto molto semplice nel finale. Attila Di No controlla vincendo nettissimamente. Al secondo posto Uragano Spritz contiene il finish di Bowie. 31 la chiusa, 1,15,8 ragguaglio cronometrico. Facilissimo successo per Attila Di No, Francesco Iacolare, il training da programma di Gaetano Somma. Francesco Iacolare che è anche proprietario del figlio di Top KPS Lulla Bideni, che dopo ottima giravolta va a sfilare al comando dopo 700 metri, si rende intangibile nel finale. Domina a piacimento. Attila Di No e Francesco Iacolare sono i vincitori della terza corsa dal Savio di Cesena.